Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a mezza selva di Roana, sull'altopiano dei 7 comuni. Abbiamo lasciato l'auto presso il ristorante K2 e l'escursione che faremo oggi sarà estremamente poliedrica. Il primo motivo di interesse è Selvart. Questo percorso noi andremo fino a qui, poi saliremo il Monte Aereo, gireremo per di qua, faremo il Buso Stanhaus, poi faremo questa strada qui che si chiama il Sentiero del Benessere, chiuderemo l'anello in questo modo qua. Questa è la prima scultura. Germogli. Germogli. Sì. Bella. Seguiremo in buona parte il sentiero 803 che parte da Roana. Noi faremo solo il tratto finale e una parte del ritorno. Selvart è una rassegna di sculture in legno da parte di artisti vari. E questa qui è una scultura proprio di Marco Martalar, l'artista che ha realizzato la lupa del Lago Rai e l'aquila di Vaia. Radicarsi, questo è il titolo di questa e probabilmente anche di quella lì. Il sentiero 803 sbuca su questa strada bianca. Il sentiero Arte Natura Selvart continua da quella parte là, ma noi momentaneamente lo abbandoniamo perché continuiamo a seguire l'803 che stacca pochi metri più avanti. Al ritorno passeremo per di qua. Eh sì, attenzione in questo punto perché bisogna uscire dal tratturo principale e girare a destra.
i segnavia non sono proprio decisivi, c'è un paletto qua, un ometto di sassi là, ma segni biancorossi nemmeno uno. Malga aereo funzionante, non oggi. E adesso ultima salita in cima al Monte Aereo. Eccoci arrivati in cima al Monte Aereo. Prossima tappa, sempre seguendo l'803, il Buso Stone House. Attenzione ai segni perché non sono immediatamente visibili. Sul tronco? Su un tronco più avanti, ma solo da una certa angolazione si vedono. Qua. Eccolo qua. Bene, siamo sulla strada giusta.
Ce n'è anche uno qua per chi sale. Pieno di funghi. Ecco, siamo sbucati sulla strada. Il Buso Stonehouse è a 5 minuti. È fatto un centinaio di metri sulla strada bianca che abbiamo appena raggiunto. La lasciamo momentaneamente perché l'803 che porta al Buso Stonehouse esce all'altezza di questo tornante, scende giù, poi torneremo indietro e scenderemo per chiudere l'anello e fare l'ultima parte dei Selvart.
Eccolo qua, il buso o la voragine Stonehouse. Ovviamente è tutto recintato perché può essere pericoloso. Ecco il buso Stonehouse. Tutto recintato. Per motivi ovvi. Impressionante! Mamma mia! E dopo la visita allo spettacolare buso Stonehouse siamo tornati sui nostri passi, lasciamo adesso l'803, scendiamo giù a sinistra e raggiungeremo la seconda parte di Selvart. Eccoci qua, in questo punto ci siamo riagganciati al Selvart. Lasciamo la strada e seguiamo questo che viene chiamato anche sentiero incantato. E poco prima di chiudere l'anello del Selvart facciamo un'altra deviazione per il buso del Tagelok, che è proprio qua sopra. Wow! Wow! Urca! Oh! Super spettacolare! Oh. Piccolo. 30 metri di profondità. Abbiamo chiuso l'anello, siamo tornati sulla prima parte del Selvart, quella di stamattina. Il percorso è stato molto vario e pieno di interessi artistici e naturalistici. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione le tracce GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus.